Diamo la parola ai nostri capigruppo che hanno rappresentato in questi 5 anni l'opposizione sia a Berlusconi sia a Monti e quindi parte Felice Belisario, capogruppo al Senato della Repubblica. Sì, abbiamo fatto opposizione dal primo all'ultimo giorno e continueremo a farla perché nel Parlamento la voce dei cittadini liberi continua ad esserci e l'Italia dei Valori ritiene di essere testimone fedele di quel mandato che ha ricevuto dagli elettori. Intervenendo in Aula nel maggio del 2008 per dare la sfiducia a Berlusconi, dissi che l'Italia dei Valori aveva avuto questo mandato dagli italiani, di fare opposizione e di fare una opposizione con determinazione, perché ha una diversa visione della gestione di una democrazia moderna, specialmente rispetto a chi non guardava agli interessi del Paese e intendeva la politica come uno strumento solo per gestire il potere. Ma la nostra è stata un'opposizione mai consociativa né pregiudiziale, ma tutta basata sui contenuti. E da allora fino alla fine, lo dicevo, siamo stati coerenti con i nostri programmi ed abbiamo contrastato in modo chiaro e netto chi ha governato, o forse meglio, sgovernato questo Paese. Prima l'asse PDL-Lega Nord, poi il governo Monti, cosiddetto tecnico, ma pericolosamente politico, perché supportato dalla gran cassa di una informazione agiografica sempre più spesso di regime, oltre che dai poteri forti che hanno puntato sul professore dopo aver puntato su Berlusconi. Presidente, amici e amiche dell'Italia dei Valori, in Senato non sono rimasti dei pretoriani, ma sono rimaste persone per bene che hanno inteso la politica al servizio innanzitutto del Paese, anzitutto del progetto del nostro partito, fatte di persone, fatemelo ripetere, per bene della società civile. Non c'è ceto politico nel gruppo del Senato della Repubblica e nonostante una forza limitata rispetto a quella del centrodestra è limitata anche a quello dell'ex partito di opposizione, che ha fatto cioè opposizione con noi per gran parte della legislatura. Noi non abbiamo mancato nessun intervento in Aula, non abbiamo mancato la nostra presenza nelle commissioni, siamo valutati da agenzie indipendenti come il miglior gruppo tra Senato e Camera del Parlamento italiano, ovviamente soltanto perché siamo un più anziani. Il gruppo della Camera si è messo immediatamente dopo di noi, ma questo con fierezza che noi consegniamo al Presidente Di Pietro e a voi tutti, un gruppo, due gruppi di cui potete andare orgogliosi per il lavoro che hanno fatto. E lo abbiamo fatto con grande coerenza, non c'è un campo in cui non ci siamo sperimentati e l'abbiamo portate le nostre proposte con determinazione, sapendo che ci scontravamo contro un muro spesso non di gomma ma di cemento armato che provava a farci sbattere. Non abbiamo, ripeto, trascurato niente, perché abbiamo ascoltato non solo la testa ma anche la pancia del nostro Paese e lo abbiamo fatto senza demagogia, tornando spesso dai cittadini e lo abbiamo fatto con ripetute raccolte di firme per i nostri referendum. Nessuno si dimentichi quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Io voglio ricordare le riforme in materia di lavoro e in materia di giustizia, sulle altre tornerà il collega Borghesi perché voglio evitare di sovrapporre gli argomenti. Abbiamo presentato tutte riforme, da quella sull'apprendistato, la retribuzione minima per i titolari di contratti a termine, il compenso minimo omogeneo
del compenso orario, norme di contrasto sulle dimissioni in bianco, l'innalzamento al 100% del compenso per le donne in maternità. In genere abbiamo provato sempre a introdurre il principio della parità di genere in tutte le norme che via via abbiamo portato avanti. E la riforma sulla giustizia. Dicono che l'Italia dei Valori non ha idee, che non aveva idee, che correvamo soltanto dietro a principi elementari giustizialisti. No, noi abbiamo presentato nel breve periodo, dal maggio al novembre 2008, 22 disegni di legge omogenei per una riscrittura della macchina della giustizia, con norme che puntavano sull'efficienza, sulla riduzione dei processi e sull'effettività della pena. Ovviamente siamo andati a sbattere ogni qualvolta abbiamo chiesto con durezza l'incandidabilità dei condannati, la reintroduzione del falso in bilancio, perché poi ci si lamenta dei fenomeni corruttivi. Ma chi, se non l'Italia dei Valori, nelle aule parlamentari ha sollevato il problema della corruzione, della ratifica dei trattati internazionali proprio per combattere la corruzione? Ma abbiamo lavorato, come dicevo prima, a tutto campo. Lo abbiamo fatto con l'orgoglio di essere dell'Italia dei Valori. Noi non ci siamo mai vergognati, perché non c'è da vergognarsi del nostro simbolo, dell'appartenenza, della voglia di portare fino in fondo le nostre idee. È vero, Wolfgang Goethe dice: non è forte chi cade o chi non cade mai, ma è forte chi cadendo ha la forza di rialzarsi. Noi possiamo aver commesso per strada anche qualche errore, ci mancherebbe, è nella natura umana, ma con la passione, con la consapevolezza, con l'orgoglio che noi abbiamo tutti, noi ripartiamo innanzitutto da Antonio Di Pietro, da una base che esiste sul territorio e di cui noi all'interno del Senato, pur con numeri esigui, ci siamo sempre fatti forti. Io voglio ringraziare il gruppo parlamentare che ho avuto l'onore, ma soprattutto il piacere di portare con me a fine legislatura. Li ringrazio, come ringrazio tutti coloro che sono stati accanto a noi in questo sforzo, perché solo il gioco di squadra ci consente di andare avanti e oggi la squadra si è ricompattata e possiamo ripartire. Bene, diamo ora la parola al capogruppo alla Camera dei Deputati, Antonio Borghesi. Grazie, buongiorno a tutti. Vi garantisco che lo spettacolo che date da qui è meraviglioso, alla faccia di tutti i gufi che dicevano che Italia dei Valori non c'è più, che è franata sul territorio, che abbiamo perso consenso, che abbiamo perso amministratori. Grazie di esserci. La legislatura sta per finire ed è giusto dare il resoconto di quello che abbiamo fatto anche alla Camera. Per noi che abbiamo ricevuto da tutti voi un incarico 4 anni fa, e anche a me per la responsabilità che è sopraggiunta in questi ultimi mesi di guidare il gruppo. La politica che noi ci eravamo proposti ha trovato in ogni nostra iniziativa lo spirito profondamente riformista della nostra lotta. Noi abbiamo cercato di sostenere la democrazia reale dentro del Paese, nella tutela di ogni fascia sociale, garantita da uno sviluppo liberale e liberal-democratico del nostro Paese, e nella trasparenza in ogni sua fase. Un'attività cioè che controllasse, che proponesse e che denunciasse. L'impegno è stato mio da sempre, fin dall'inizio, anche se solo negli ultime settimane come capogruppo, e quindi ne posso parlare con certezza. C'è un bilancio tecnico che magari